Siamo in via Roma di fronte alla sede della Regione Sarda. Come potete vedere c'è uno schieramento di forze dell'ordine di fronte alla Regione, si stanno preparando praticamente ad accogliere i pastori sardi che stanno arrivando. Sono 5-6 mila persone che sono schierate e stanno arrivando adesso, si stanno avvicinando. Facciamo vedere praticamente la distanza, circa 200 metri. I pastori si stanno avvicinando, davanti c'è una schiera di uomini a cavallo e siamo a circa 150 metri dalla regione, dove si presume che il presidente Cappellacci dia un consulto, perlomeno faccia entrare una delegazione dei pastori all'interno del suo ufficio e poterne poi discutere e vedere un pochino di affrontare quelle che sono le situazioni così incresciose e pesanti per il settore agropastorale, che si trova a dover affrontare una crisi economica che tanti anni che non si vedeva così. Come vedete si stanno avvicinando tutti quanti, davanti ci sono le macchine delle forze dell'ordine che stanno facendo apertura al corteo che si sta avvicinando. I pastori si sono in questo momento fermati a dimostrare come lo schieramento sia bello, unito, forte, compatto, pronto per poter così arrivare qui di fronte alla Regione Sarda.